Cari amici, ben ritrovati ai eventi del territorio, siamo a Falze di Piave, siamo a Falsettissimo 2022. In nostra compagnia abbiamo Fabio Botton, presidente dell'associazione Il Pedrè. Fabio, ben ritrovato, si riparte alla grande con grosse novità. Sì, ciao Luigi, ben ritrovato anche a te, sempre piacere vederti, incontrarti. Ci ritroviamo dopo 2 anni travagliati, Covid, sospensioni, rinvii e ci troviamo con un nuovo evento che è quello della Fiera degli Osei che ci siamo inventati qui a Falzè quest'anno. Era da 2 anni che ti avevo promesso che ci sarebbe stato, quest'anno finalmente ci siamo riusciti. Come hai visto, un buon afflusso di gente, una bella manifestazione e questo grazie sempre ai nostri volontari che sono encomiabili, perché senza di loro nulla potrebbe essere fatto. Il circolo Pedrè di Falzè riparte proprio alla grande con queste nuove iniziative, la Fiera delle Osei e la rassegna canina, nuove per Falzè e per Falzettissima, un evento appunto che aggiunge ancor più comunità, aggregazione, e per questo voglio ringraziare davvero di cuore l'associazione Pedrè per il lavoro fatto, anche in sinergia con l'amministrazione comunale. Lo fa con entusiasmo, con coraggio, con passione, con gratitudine, soprattutto dopo un periodo di Covid che ci ha visti limitare queste iniziative, per cui bene che riprendiamo e bene che riprendiamo con questo grande entusiasmo. Ringrazio tutte le persone presenti, come vedi oggi sono venuti a trovarci anche il nostro sindaco, è venuta la vicepresidente della provincia, la Martina Bertelle, il consigliere Razzolini, la senatrice Fregolent e anche la nostra presidente che ci ha supportato in questa manifestazione, che è l'onorevole Maria Cristina Carretta, che da Vicenza è venuta qui oggi a trovarci. Don Mirko, da non dimenticare, ci aiuta sempre, ci dà sempre un supporto importante e ci avvalla soprattutto le nostre idee e le nostre iniziative. Sì, io desidero essere molto vicino da consigliere regionale perché, lo dicevo prima nell'intervento, essere cacciatori non è solo una propria passione per andare in giro, diciamo, e cacciare gli animali, le bestie, ma invece è una valorizzazione anche dell'ambiente inteso come flora e fauna, ovvero tenere gli equilibri della fauna ma anche nel rispetto dell'ambiente, e vedere tanti giovani, tanti bambini qui oggi a Falzè di Piave a vedere, diciamo, a conoscere, a imparare tante cose è molto importante, perché bisogna creare una cultura della conoscenza di quello che è il nostro territorio, di quello che è il nostro ambiente. Soprattutto quando ci sono delle manifestazioni così belle e dove queste persone, questi volontari hanno messo tanta passione e soprattutto avvicinano la comunità e i bambini ad un mondo che non deve essere avversato, ma con il quale si può lavorare e si può trovare un punto di equilibrio. Sicuramente siamo molto vicini a queste manifestazioni, che sono manifestazioni importanti dove si sprigiona la grande passione per gli animali da parte degli allevatori. Come cacciatori italiani abbiamo fortemente voluto questa manifestazione per riprendere anche il contatto con il territorio, riprendere il contatto anche con tutte le persone che sono vicine ai nostri mondi, un mondo straordinario che lavora per fare in modo che ci sia un habitat perfetto per la nostra fauna selvatica, e questo è il principio che ci muove, e grazie anche a queste manifestazioni riusciamo a dare risalto a quello che è il grande lavoro svolto dai cacciatori in tutto il territorio. Abbiamo fatto una manifestazione anche dedicata a loro oggi, si chiama Io mi fido di te,
e è una passerella che facciamo per stare in compagnia con i nostri amici. Non è niente di competitivo, lasciamo un ricordo a tutti quanti e un piccolo presente, perché come tutte le manifestazioni comunque un piccolo vincitore deve esserci, no? Quindi... Sicuramente siamo presenti perché non potevamo mancare a una bella manifestazione come questa, in un bellissimo posto che i volontari hanno rimesso a nuovo, uno spazio per le famiglie e per tutta la comunità. Una bellissima fiera degli Osei, ben organizzata, e per questo mi complimento con Fabio Botton e tutti i collaboratori volontari dei cacciatori italiani, che oltre a fare i cacciatori fanno anche del bene alla propria comunità, e questo gli fa davvero molto onore, quindi complimenti a tutti gli organizzatori per questa bellissima festa. Questo è solo l'inizio di Falsettissime di quest'anno. Quest'anno abbiamo iniziato ieri con la classica partita di calcio dei nostri bambini, che è stata uno spettacolo, un autentico spettacolo, e che la riproporremo sicuramente anche il prossimo anno. Oggi continua con la fiera e la sfilata dei cani e poi un buon pranzo con lo spiedo, che è il nostro cavallo di battaglia. Da giovedì si inizia la Falsettissima vera e propria, ci sarà una serata a base di costate, il pesce, il churrasco sabato sera, che sarà accompagnato da un nuovo evento rispetto agli anni scorsi. Faremo un concerto con una band, una cover band, si chiamano i Rockstar, che cantano Vasco Rossi. Anche questa è una cosa un po' nuova che cerchiamo di inserire nel nostro programma, per far sì di avvicinare ancora di più la gente di tutte le età, perché abbiamo scelto Vasco come primo anno perché probabilmente è quello che unisce il 18enne, il 16enne con il 70enne, insomma ha passato 3 generazioni. E poi domenica ci sarà la conclusione con la grigliata alla sera, il galletto a mezzogiorno e la grigliata alla sera. Quindi vi aspetto tutti quanti, si sta bene, qua c'è ombra, fa fresco, c'è l'Arietta del Piave che ci accompagna, e un grazie ancora a te, un grazie ancora a tutti, ripeto, volontari, amministrazioni comunali e tutte le persone che ci hanno dato una mano perché questa manifestazione volga al meglio ogni anno.